Avete ascoltato la rassegna stampa. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo. Or dunque, come un solo uomo, anche se siamo in tre in questo momento, compreso Federico in regia, do il benvenuto e il buongiorno al Gran Maestro, o altresì detto Maestro Grande della Gran Loggia della Verità, Carlo Cambi, che dovrebbe essere in collegamento con noi. Ciao Cardinale, come stai, eminentissima? Buongiorno Carlo, buongiorno e grazie per essere con noi per un'altra puntata memorabilissima degli Scorretti, che continuano a essere scorretti nonostante qua ormai cosa ci sia da correggere non si capisce bene. Ma che vuoi correggere? Cos'è che c'è da correggere in questo bellissimo paese che va a gonfie vele? Carlo? Dimmi, che ti devo dire? Appunto, cos'è che correggiamo qua? Abbiamo un paese che va a gonfie vele, finalmente si è risollevato, ha imboccato la strada giusta dappertutto e quindi che stiamo a correggere noi? Niente. Ma no, ma infatti, guarda, io mi sono messo la felpa che mi hanno regalato un Petro e Carlotta, la mia mogliettina e mia figlia, l'underground di Londra. Ora io vado là perché dopo la Brexit si sta da Dio in Inghilterra e mi libero da questa Europa che è un disastro. È bella però la felpa, devo dire. Ma è bella. No, pensa che loro l'ultimo weekend che sono andati a Londra l'hanno vista addosso a un bambino di colore, hanno fatto la foto, era bellissima. Quando ce la siamo rivisti a casa siamo scoppiati dalle risate e allora hanno fatto di tutto per mettere addosso anche al bambino cresciuto che sarei io. Vabbè. A parte questi quadretti familiari, Mario Appelius, te lo ricordi? Invocava la stramaledizione degli inglesi. Mi sa che aveva sbagliato qualcosa. Mi pare che gli inglesi invece abbiano, come dire, trovato una loro quadra molto interessante, molto divertente, molto come dire, molto devastante per la retorica europeista, perché hanno dimostrato tre cose fondamentalmente. La prima, che c'è vita oltre l'Europa. La seconda, che se tu sei una potenza energetica e l'Inghilterra, bene o male, la Gran Bretagna, bene o male, è una potenza energetica, ma soprattutto se hai un tuo perimetro economico CAM disattivata, perché? No, è attivata. Se hai un tuo perimetro economico di relazioni fortissime come quelli del Commonwealth, puoi tranquillamente fare a meno della sponda europea, una sponda che peraltro non esiste più, mi pare di capire, perché dopo le uscite di Macron e dopo le risposte che la Germania ha dato a Macron e dopo anche le, come posso dire, intemerate che alcuni paesi, vedi l'Olanda, vedi in qualche misura Belgio, hanno fatto nei confronti del presidente francese, il quale la butta a picche perché deve tentare di resistere in patria dall'attacco delle destre eversive della Le Pen. Si è sfasciato tutto. Allora, da correggere cosa c'è? C'è probabilmente da correggere lo sbaglio originario, cioè di aver ritenuto che l'Europa fosse
il luogo dove si potevano stemperare i conflitti. Invece oggi l'Europa si dimostra di essere il luogo dove gli interessi nazionali sono prevalenti. E purtroppo, siccome noi da Prodi in avanti in Europa ci siamo sempre stati col cappello in mano, ne abbiamo subito tutti i torti e nessuna agevolazione. Che ne dicano i profeti tardivi, gli ostinati profeti dell'euro, che non hanno capito nulla, che quella costruzione artificiale economica non serve Ecco, però non sta in piedi. Carlo, comune. Qui subentra un altro discorso, no? Perché l'analisi è chiara, o comunque per chi condivide queste premesse è chiarissima, e anche i fatti dimostrano che la cosa non sta in piedi. Però bisogna farci i conti, bisogna essere realisti, bisogna mettere il vestito della festa, bisogna presentarsi in società, per cui sull'immigrazione, sull'economia e tutto il resto devi essere ortodosso. E allora torniamo al discorso che abbiamo interrotto la scorsa settimana sulla questione migranti, Carlo, no? Perché a me, francamente, come cittadino e anche come elettore di centrodestra, ovviamente, della Lega, di centrodestra, eccetera, che tu mi venga a dire che c'è un'emergenza migranti dopo 30 anni, a me fa abbastanza ridere, punto primo. Che poi lo strumento dell'emergenza, per carità, sia uno strumento tecnico per gestire certe cose, va benissimo. Però se queste certe cose si limitano ad aprire più CPR, cioè centri per l'identificazione e il rimpatrio in tutte le regioni, cioè sostanzialmente a cercare di redistribuire in tutta Italia un flusso che tu consideri inarrestabile, allora non mi va più bene, perché tu avevi comunque parlato di blocco navale. Ti piaccia o non ti piaccia? Questo l'avevi detto. E lo sta facendo anche la Spagna socialista da un po' di anni a questa parte, il blocco navale, sostanzialmente. Quindi, diciamo, lì hanno fatto un ragionamento. È inutile pensare di fare di progetti di sviluppo a lungo termine in Africa, portiamo il lavoro a casa loro, tutte queste nobili e bellissime cose. Nel frattempo dobbiamo chiudere la possibilità che arrivino alla fonte in partenza, no? Vedi i disordini e la guerra a Melilla di cui parlavamo poco fa, la ricordava Gian Michele Sin questa cosa sul giornale stamattina. La Spagna ha adottato una politica di chiusura, cioè di non sarà il blocco navale, ma siamo lì. E in effetti, diciamo, il flusso si ridirige verso l'Italia. L'Italia questa cosa non la sta facendo. Comunque tu voglia indorare la pillola, mettiamola così. Ragiono troppo volgarmente, secondo te, Carlo? No, non ragioni troppo volgarmente, al netto però di un elemento che va tenuto in conto, e l'elemento è che noi siamo ricattabili dal punto di vista economico. In che senso? Dal punto di vista dell'Europa, però, dici tu. Dell'Europa, esatto. Quindi la Spagna può usare il pugno duro perché economicamente è a posto, più di noi? Beh, diciamo perché ha meno cose da farsi perdonare. Ammesso, cioè, dando per scontato che ciò che l'Europa sostiene sia legittimo. Perdonami però Carlo, qui le due cose però sono su due piani differenti, perché un conto, diciamo, è gestire la questione sono su due piani differenti. Da un punto di vista logico, politico, poi puoi metterle insieme perché io ti do e tu mi dai. È un tavolo schifoso quello dell'Europa, è un mercanteggiamento, va bene. Però le due cose dovrebbero essere separate. Un conto è parlare di finanza pubblica. E sono perfettamente d'accordo con te, ma siccome noi stiamo costretti a osservare la realtà, per quanto poco ci piaccia, la realtà dice. Ecco, però scusami di nuovo, Carlo. Qui torno però al punto 1 del tuo ragionamento. Noi siamo costretti a osservare la realtà, per cui tanti saluti e tanti baci dalla terra dei feaci. Le pensioni non le riformiamo, le tasse non le abbassiamo, gli immigrati li accogliamo. Punto, abbiamo finito. Il programma di governo è questo qui, non quello che è stato detto prima del 22 di settembre. Vabbè, assolutamente d'accordo con te. Se tu mi dici che questo governo, salvo alcune iniziative, soprattutto che vengono dalla Lega, sta tradendo, tra virgolette, il patto che ha fatto con gli elettori, io su questo sottoscrivo, non c'è dubbio che sia così. No, perché se tu mi dici che la condizione sine qua non è fare come gli inglesi, che se ne sono andati, hanno detto ciao, questa società non ci piace, questa SPA non ci soddisfa, questa cooperativa non ci gusta, ce ne andiamo. Se l'alternativa è quella lì, fai quella strada lì. Punto. Se no siamo qua a raccontare favole all'infinito. Tra 2 anni siamo qua ancora allo stesso punto, no? Bisogna rispettare i criteri, poi gradualmente, non bisogna fare questo, non bisogna fare quell'altro, non si fa un cacchio. Ma allora, secondo me ci sono due cose. La prima è che bisognerebbe cominciare a mettere dentro il dibattito politico di questo paese l'idea
che andarsene dall'Europa non è impossibile. La qual cosa mi non sembra è lontana abissalmente dai propositi di codesto governo. assolutamente d'accordo con te. Perché? Perché dentro codesto governo c'è chi, e penso in particolare al Presidente del Consiglio, ritiene di poter fra un anno, con le elezioni europee, cambiare dall'interno l'Europa. È una probabilità, ti dico la verità, secondo me neanche così peregrina e velleitaria. Intanto cioè, serve a comprare tempo, questo di sicuro. Intanto serve a comprare tempo, questo di sicuro. Serve a comprare tempo sicuramente, ma l'idea è, se noi riusciamo a creare un fronte moderato in Europa, ed ecco che il PPE sta facendo la corte a Giorgia Meloni per farla entrare, poi si racconta invece che è il contrario, ma chi sta a Bruxelles sa perfettamente che è il PPE che vuole cooptare la Meloni, anche perché è uno dei pochi governi che gli è rimasto eventualmente al PPE in Europa, e che quindi si possa fare un'Europa diversa scavandola dall'interno. Il problema qual è? È che da qui a quando si rivota e a quando si fa la nuova commissione, io ho la mia personale idea che la Meloni pensi di portare Mario Draghi a capo della Commissione europea. Sì, lo so che fai così con le manine, ma purtroppo stavo per dire bell'acquisto. Siamo in quelle manine lì, non è che siamo da un'altra parte. No, beh, poi io mi permetto di essere così. Anche il professor Bagnai mi bacchetterebbe, no? Perché non gli piacciono quelli che sono integralisti, eccetera. Pure lui che teorizzava, diciamo, no, l'uscita dall'euro, tutto il resto, però sono tutti, diciamo, diventati realisti in sto paese qua. Sì, appunto. Più realisti del re. Chiamiamo che ci manca una sono spinta tutti di realisti, ma non c'è il re, però. Sì, no, re c'è. Re se c'è. Chi è il l'unico re? monarca repubblicano esistente al mondo. Ah, beh, scusami, quello sì, no, mi dimenticavo di colui. Dimenticavi di colui, ma colui è la pedina fondamentale di questo schema. Cioè, non è che... questo è vero perché è il perno, il motore immobile, anzi abbastanza il motore mobile. immobile di tutte le frenature che questo governo subisce, anche sulle nomine mi pare di aver capito, no? Anche sulle famose nomine mi sembra di aver capito. Anche sulle famose nomine, ma anche sui migranti. Allora, la faccenda dei migranti è molto semplice, tu la puoi risolvere in due modi. O dici, io sono un pontiere d'attracco, per cui non me ne frega niente, non li salvo, non faccio nulla. No, però a quel punto, scusami Carlo, diamo un senso alla Tirrenia, andiamo a prenderli direttamente senza pagare degli infami, dei criminali. Certo, ma io farei esattamente, cioè se io fossi al governo a questo punto non mi incaponerei, come dici tu, con il blocco navale, con gli spengimenti, no, non mi incaponerei di questo. Abbiamo una missione per Ita e per Tirrenia. Prenderei tutti i mezzi civili, andrei là, li caricherei tutti, li porterei nel primo porto decente, che può essere Napoli, Genova, dov'è, poi si organizzano il Gran Pullman e in base a Schengen, siccome il pullman è italiano, li portiamo dove ci pare. Voglio vedere se alle frontiere ci fermano. Perché a questo punto non c'è una strada di mediazione, né c'è una strada possibile di azione. Cioè i numeri sono tali per cui non sono governabili. Non so se mi spiego. Se tu vai a botte di 3.000 al giorno, fai un po' il conto su 365 giorni e ti accorgi di quanta roba è. Sono 1 milione di persone. Dove li metti? Cioè, chi li tiene? Sentivo stamattina in televisione, una delle tante trasmissioni di Radio Kabul, di Rete Kabul, che dicevano: ci vuole un nuovo decreto flussi, dobbiamo essere accoglienti, a che? Dove? E ieri sera Paolo Buzzanti ha ritirato fuori l'idea di far popolare i borghi disabitati dai migranti. Così ridiamo vita all'Appennino. Che va benissimo, il problema è che mangiano, quali ospedali li curano, quali treni li trasportano. Voi avete idea che
questo paese per l'esodo di Pasquetta ha sequestrato delle persone sulle autostrade vendute dal duo Prodi Draghi ai Benetton, che hanno fatto miliardi a cappellate senza fare manutenzione e senza allargare la rete. Sono state sequestrate per 20-24 ore delle persone sulle macchine, perché è impossibile raggiungere questo paese. Noi stiamo parlando di un distacco abissale tra la realtà, la narrazione, la realtà e l'operatività della politica. Allora, quello che tu giustamente rimproveri dicendo ma questo governo non sta facendo nulla o quasi nulla di ciò che aveva concordato con gli elettori, è vero, ma è anche vero che la ossificazione della crisi italiana derivante da decenni di spolpamento dello Stato a carico e per colpa della sinistra è tale che questo Stato non ha più la capacità di reagire. Come ti posso dire? È come se tu porti in rianimazione qualcuno che è in stato comatoso. Prima che quello si ripia ci vuole una vita. Allora l'unica possibilità è uno shock. Lo shock, secondo me, deriverebbe dal fatto di cominciare a porsi il problema di andarsene dall'Europa. Ma detto questo, sì, che non è reale, voglio dire, che non è realistico nell'agenda, nelle cose, ciò che bisogna fare oggi è andare a Bruxelles e porre questa seguente questione: o voi ci autorizzate una missione anche con l'uso della forza per i respingimenti in mare, oppure noi li andiamo a prendere e li vomitiamo ai confini europei. Non c'è una terza via. Il piano Piantedosi, sì. CRP, decreto Cutro, eccetera. Decreto Cutro. Che fai quando hai nella sola Lampedusa 3.000 arrivi al giorno? Come fai? Cioè, ma giusto per avere le dimensioni, 3.000 persone sono la media dei comuni italiani. Il 60% dei comuni italiani sta sotto i 5.000 abitanti. Noi riceviamo ogni giorno un comune italiano. Perché se le cose non gli dai una dimensione percepibile, le persone fanno fatica. 3.000 è la presenza media negli stadi di Serie B in Italia. È chiaro? Ogni giorno c'è uno stadio di Serie B che arriva. E noi facciamo per 6 mesi il decreto emergenza? Sì, appunto, lo stato d'emergenza per 6 mesi, che poi si traduce... E poi andiamo a Bruxelles a sentirsi dire che dobbiamo mangiare la carne coltivata, i bruchi, che dobbiamo andare a piedi, che non dobbiamo ristrutturare le case, che non dobbiamo usare i biocarburanti di cui siamo leader nella produzione, che sempre no. E poi sentiamo Macron che per i fatti suoi va e ci dicono che dobbiamo subire le sanzioni alla Russia ammazzando il nostro export, e sentire poi che Macron va in Cina e dice no, ma noi europei con voi una chiacchierata la vorremmo anche fare. Ma non è tutto assurdo? E il povero artigiano della Lomellina che stamattina si è alzato e ha visto il suo finanziamento in banca aumentato del 40% perché la signora Lagarde è spaventata tardivamente dall'inflazione, che ha pagato il suo operaio 1.800 euro perché gli vuole bene visto che è un vicino di casa, ma quando poi l'ha chiamato, l'ha detto alle buste paga e ha scoperto che gli costa 4.200 euro un operaio che prende 1.800, che vorrebbe anche andare in pensione ma è andata al patronato e essendo artigiano gli hanno fatto i conti e prende 670 euro di pensione se chiude bottega, che ha provato a spedire col suo camioncino verso la Francia il profilato d'alluminio che ha fatto e che la signora provenzale gli ha ordinato
ma da Brescia a Ventimiglia ci ha messo 6 ore e poi da Ventimiglia a Marsiglia ce l'ha messe 2. Che deve pensare? Con chi se la piglia? Che fa? Ecco, a me piacerebbe poter incontrare Matteo, il nostro Matteo, e smettergliela giù così. Perché poi magari il nostro artigiano della Lomellina, se non pagasse 60% di tasse su quello che produce, un immigrato al quale insegnare come si fa la saldatura catalitica, se lo piglia pure, purché quell'immigrato non gli costi 4.200 euro al mese, perché lui per pagarle quei 4.200 euro al mese bisogna che ne incassi 8.000, cioè ogni operaio ne deve rendere 8.000 per poterlo pagare 1.800 euro. Questo è il paese in cui viviamo. Beh, guarda Carlo, può Ma voler questi poco. conti Sì. che faccio io con te e che li facciamo su un pezzo di carta gialla, quella dove ci si incartavano una volta le bistecche prima che ci mandassero quelle coltivate, non li fa nessuno in questo paese. Quando senti Eli Schlein che protesta per la omogenitorialità, ci può essere un porchettaro di Bevagna che va lì con l'apis e la carta gialla e gli spiega che quel maiale lui l'ha pagato circa 3 euro peso vivo, che poi l'ha macellato, che poi è arrivata l'ASL che gli ha fatto i controlli e che se per caso c'ha il sale nella stessa armadio dove tiene il pepe gli fanno la multa, che l'ha cotto, che ogni volta per fare il piano di gasolio al furgoncino che gli serve per vendere la borchetta gli ha aumentato del 200% e via e via e via. C'è qualcuno che gli va e poi gli dice guarda che la borchetta non so di che genere è, so che è semplicemente buona, però per venderla la devo fare e per farlo ho bisogno Carlo, io sono assolutamente convinto, per quello che può valere, ma sulla base della mia anche esperienza e perché comunanza e facciamo una conoscenza. trasmissione No, televisiva io sono di Radio Libertà su questa roba? Guarda, io sono straconvinto che il nostro Matteo queste cose le sa benissimo, no? Perfettamente, però torniamo al punto di partenza, cioè nel momento in cui tu ti metti dentro nella scatola di governo sei nella trappola dell'impossibilità, punto, non ne esci più. Ti rendi conto del paradosso, della cosa paradossale che hai detto? Cioè nel momento in cui acquisisci il titolo a cambiare le cose ti rendi conto che non le puoi cambiare. Appunto, io sono convinto che questa sia la situazione in cui si trova una persona come Salvini e come la Lega, perché insomma la vivo da tanti anni, l'humus culturale ce l'ho perfettamente presente, lo condivido, lo so, lo conosco ed Guarda è quello che c'hai lì. un maglione molto francescano stamattina. Mi sa che ti sei convertito, te facevo prima gesuita e eri diventato cardinale francescano. Ho fatto mio Dai. il motto dei Borromeo, humilitas. E con questo andiamo alla piccola Invece pausa. il motto della Padania, sai qual è? Qual è? Humiditas. Humiditas, purtroppo è vero. Pausa. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Allora, rieccoci qua con Carlo Cambi. Dell'immigrazione abbiamo detto, più CPR per tutti, stato d'emergenza, eccetera. Parliamo un po' di economia, Carlo, documento di economia e finanza. CPR sta per come puoi resistere.
varato ieri dal Consiglio dei Ministri il DEF, che non è uno smacchiatutto, non è un potentissimo detersivo, è il documento di economia e finanza, che ci dice in maniera chiara che verranno tagliati i contributi sociali, il cosiddetto cuneo fiscale, il peso del fisco sul lavoro per i redditi medio-bassi, ma lo si deciderà in un prossimo provvedimento per 3 miliardi di euro, per qualcuno è robetta, un po' poco, spalmato su tutti i milioni di percettori di reddito medio-basso, ma soprattutto verrà rinviata a data da destinarsi quota 41 per le pensioni e la riforma fiscale se ne riparla l'anno prossimo. Priorità al caro bollette che peraltro sono già in calo abbastanza decisamente per conto loro, mica tanto, ma comunque sono già in calo. Allora, ho fatto una sintesi anche in questo caso un po' da stronzo o ci sta? No, ci sta, e devo dirti che con tutto il rispetto per Giancarlo Giorgetti, così come lo ho difeso a spada tratta all'ingresso a Palazzo del Tesoro in via 20 settembre, perché ha resistito a tutte le tirate di giacchetta, devo confessare la mia profonda delusione per questo DEF. Cosa che ti aspettavi realisticamente, appunto? Mi aspettavo delle Questo scelte. magico avverbio realisticamente mi sta facendo incazzare e venir voglia di iscrivermi alla chiesa dell'altrove di Beppe Grillo. Chiudo parentesi. Cos'è che ti aspettavi realisticamente? No, mi aspettavo delle scelte, semplicemente questo. Di che tipo? Di che tipo? Del tipo, per esempio, decido che ho una spesa sociale di 140 miliardi che è raddoppiata in 10 anni e mi è triplicato il numero dei poveri. La me la devo fare. Cioè, se io raddoppio la spesa indirizzata ad abbattere una condizione di povertà, ma raddoppiando la spesa mi triplica il numero dei poveri, c'è qualcosa che non torna, o no? Forse sì. Ma aspettavo per esempio che il signor Arcuri venisse cacciato. Ma aspettavo che tutta una serie di società in house che lo Stato mantiene fossero chiuse. Ma aspettavo che si facessero dei tagli non orizzontali come abbiamo subito con i grandi tecnici, prima Monti e poi Draghi, ma si facessero dei tagli verticali. Mi aspettavo per esempio che sul fronte pensioni si cominciasse a raccontare agli italiani la verità. E le pensioni in questo paese sono come sono messe, perché l'accordo Confindustria Sindacati, che è andato avanti per 30 anni con i prepensionamenti e la risoluzione delle crisi aziendali, scaricando sull'INPS i costi dei prepensionamenti, l'hanno reso insostenibile. E che quindi alcune categorie che pigliano da anni pensioni ridicole negli importi, ma assolutamente non dovute perché non hanno i contributi che le giustificano, andassero ricondotti a una spesa diversa da quella previdenziale. Mi aspettavo, per esempio, che ci fosse il coraggio di dire che le facoltà di medicina avevano immediatamente abolito il numero chiuso. Mi aspettavo di sapere se i contratti che ancora abbiamo in essere di acquisto di vaccini da Pfizer attraverso l'Unione Europea venissero disdetti o no. Mi aspettavo di sapere se, per esempio, le concessioni autostradali venivano definitivamente abolite. Mi aspettavo, per esempio, di sapere se continuiamo a buttare miliardi dentro l'Ilva di Taranto senza fare nulla. Mi aspettavo di sapere tutte queste cose e mi aspettavo di capire se Giorgetti e Urso, scusami, la D'Urso fa altro tipo di attività, se Giorgetti e Urso hanno un'idea di come si fa a restituire a questo paese un primato industriale. Mi aspettavo, per esempio, di sapere se le cooperative venivano finalmente tassate nei loro utili. Mi aspettavo di sapere se le multinazionali basate in Olanda ma che operano in Italia, fra queste pure Stellantis, perché la cosa bellissima che nessun radiocronista che si occupa della Formula 1 racconta mai, che il derby
che lo scontro fra Verstappen e Leclerc in realtà è un derby olandese, perché tanto la Red Bull quanto la Ferrari hanno sede legale in Olanda. Mi aspettavo di sapere se questi signori venivano ricondotti a tassazione pari alle aziende che hanno sede legale in Italia. Mi aspettavo di sapere, per esempio, se sul Monte dei Paschi di Siena veniva aperta o no un'azione di responsabilità nei confronti degli ex dirigenti e soci. Mi aspettavo di sapere tutta questa Insomma, cosa. avevi un sacco di aspettative, diciamolo. Sì, ma ho fatto questo elenco, ovviamente tu capisci che sono come delle spunte che andavano ricomprese in alcuni provvedimenti di legge Sì. che il governo doveva fare. Di tutto questo non c'è traccia. C'è una continuità di contabilità dello Stato che è indifferente al cambiamento di maggioranze. È esattamente la stessa finanziaria che avrebbe fatto il PD se fosse stato al governo, ed è esattamente la stessa finanziaria che avrebbe fatto Draghi se fosse stato al governo. Allora, se la finanziaria è lo strumento attraverso il quale un governo determina la propria identità e il proprio cambio di passo, questa finanziaria non lo è. Allora, Carlo, sentiamo un po' cosa ne pensano anche le ascoltatrici e gli ascoltatori allo 02 66 20 35 29. Che bello, è il numero defunto, quello che non c'è più. Il numero per intervenire è lo 02 92 94 7222. Allora, 92 94 7222, 02 il prefisso. Volevo poi fare una battutaccia, Sì. però forse ti metto in difficoltà e non te la faccio in privato. Beh, insomma, non lo so, io in difficoltà magari, non lo so, io in privato dico No, sempre volevo sapere se noi, per Sì? poter essere Salvini, ci servono gli angelucci. Questa è buona. Siamo qua tutti sulla soglia, in attesa, diciamo, perché i fenomeni magici richiedono una certa dose di fede. O no? Cosa dici, Sì, Carlo? speranza e anche carità, però. Fede, speranza e carità. Carità forse lasciamola perdere perché ne abbiamo fin sopra i capelli, però fede e speranza sicuramente sì. Non so se però sei d'accordo sulla mia analisi rispetto al DEF, non ti ho sentito pronunciare. No, sono assolutamente d'accordo. E anzi, vediamo un po', perché oltretutto diciamo è perfettamente in linea con quello che dicevo all'inizio, perché alla fine uno si domanda, quello che si domanda anche il nostro ascoltatore da Roma, Gianni, che mi ha mandato un messaggio riassumendola così. Finalmente il fiero governo di centrodestra alza la testa e si fa sentire. Pensa che ha dichiarato lo stato d'emergenza migranti per 6 mesi, cioè regioni e comuni dove maggiore è l'impatto migratorio avranno più soldi e più mezzi da noi pagati per poter accogliere meglio e anche redistribuire nel resto dell'Italia. Insomma, vale anche vale totalmente anche per il DEF, per il documento di economia e finanza, che tra l'altro ti sfido, Carlo, ad andare fuori da qui e a chiedere a chiunque che cosa è il DEF, che cosa ti ha portato. Naturalmente nessuno ci ha capito nulla e nessuno ne sa nulla, perché è la solita solfa, la solita sbobba, diciamo, di tutti i precedenti DEF. Cioè tieni presente che un in atto di questo ortodossia rispetto a quello che ti dicono di fare. Faccio quello che mi hanno detto di fare, punto. No? In questo DEF, peraltro, non c'è nessuna traccia di aggancio alla riforma Calderoli. Sì, ma anche quella ormai è un binario, credo, diciamo, forse la sparo un po' troppo grosse, ma mi sembra già un binario morto, nato morto, diciamo così. Non c'è impulso, non c'è vita politica lì dentro, no? Al di là dei tecnicismi, al di là della commissione del professor Cassese, di tutto il resto, non c'è vita, non c'è investimento politico, non c'è pathos intorno a quella discussione. È come se tu dovessi fare il compitino perché lo devi fare, però non c'è sostanza, no? Non so se mi sbaglio, tu come la vedi? Ci sono Sono d'accordo con te, mi piacerebbe fare anche come ti avevo detto, fare con Radio Libertà legge Manzoni, ma si potrebbe anche fare Radio Libertà legge Cattaneo. Sì, quello è una lettura interessantissima, perché quello era un cervello fine, come quello del Manzoni del resto. Esatto. Comunque, abbiamo 2 telefonate allo 02 92 94 7222 e poi vediamo di scorrere anche i messaggi 346 6427 756, esclusivamente via WhatsApp, anche audio volendo. Pronto? Sono Gianni da Genova. Ciao
Il carissimo Saluti. Gianni, cos'è che mi hai Ciao mandato? Gianni. Gianni, cos'è che mi hai mandato via WhatsApp? Un esempio austriaco? Le acciaierie di Linz in Austria era la zona più inquinata dell'Austria ed Europa, e senza far tante chiacchiere, come si dice a Genova, si sono messi d'accordo e hanno messo a posto un'acciaieria che è un modello, e noi andiamo sempre avanti, cioè indietro, a suon di bla bla bla. Comunque ho comprato il libro Noio di Eugene Zamyatin e me lo leggerò un po' con calma. Noi di Zamyatin, sì. Sì, Noio, quello che dicevano i fratelli Capone, no? Quando sono a proposito di Milano, no? Che si parlava questa mattina. Troppa carne Noio pure a saper dove dobbiamo andare. sì, al Ghisa. È proprio così, Troppa carne al fuoco, Gianni. Intanto È proprio così. Comunque un saluto, un abbraccio, e non ci resta che fare un po' di musica, andare in giro per la natura e mangiare qualche cosa buona, perché qua andiamo proprio male. Vabbè, Gianni, c'è un'altra telefonata, pronto? Pronto Giulio, ciao, Mauro da Reggio. Caro Mauro, buongiorno. Vedi? Questo governo qua è solo una questione di tempistica, no? Cioè? È come la giostrina che c'è da 30 anni ai giardinetti dove non c'è mai stata fatta manutenzione. L'ultimo che ci monta sopra la rompe prendi il calcio in culo. Questo governo qua non è il governo Meloni, è il governo Pirro, ricordatevelo. Ricordati un po' di storia, ciao. Allora Carlo, che dici? Che ha ragione, sostanzialmente vero. Il fatto è che, ripeto, secondo me per dare una scossa bisogna porre la questione europea, non c'è niente da fare. Cioè, Secondo me, Carlo, a me piaceva molto una delle tue idee, ne hai parlato diverse volte qui negli scorretti, no? Quella di tagliare drasticamente tutto ciò che il cittadino versa allo Stato, imporre una cura dimagrante bestiale per ridurre al minimo le funzioni essenziali dello Stato, e tutto il resto me lo lasci in tasca a me, sanità, assicurazioni, pensioni. Mi cavo io dalle peste, perché abbiamo visto che questa strada qua non funziona. È molto semplice. No? Tu pensa ai discorsi che si sentono fare in televisione tutti i santi giorni su non si trova manodopera, il reddito di cittadinanza, bla bla bla. Allora, un cameriere, per quanto sia mal pagato, se è pagato come è giusto che sia, prende 1.500 euro netti. Sì. Okay? Se a quel cameriere lasci in busta paga tutto, cioè gli dai esattamente il costo che l'imprenditore, che il ristoratore sopporta per il suo stipendio, quel cameriere si trova in tasca dai 2.800 ai 3.200 euro a secondo delle casse previdenziali di botto. Gli levi il 10%, che è il funzionamento minimo della macchina dello Stato, e quindi gli levi, perché poi si fa presto a fare i conti di quanto costa lo Stato, gli levi su 3.200 euro 300 euro, e quindi quello si trova in tasca 2.900 euro, 2007, e poi gli dici però ora sono tutti affari tuoi. Io ci sto. La polizza sanitaria te la devi fare, la polizza previdenziale te la devi fare, i trasporti li paghi. Se vuoi smaltire i rifiuti, te li smaltisci anche per conto tuo, l'importante è che stai dentro un perimetro di leggi, e vediamo quanto recuperi di tasse dal volume di utili che fanno i fondi pensione, dal volume di utili che fanno le polizze assicurative sanitarie, dal volume di utili che farebbe in quel caso la sanità, dal volume di utili che farebbero tutti i servizi che il cittadino si autopaga, ma senza mantenere la pletora che li fa funzionare. Io sarei curioso di fare questa prova. Ma d'altra parte, una discussione sulla insostenibilità del welfare, per come l'abbiamo conosciuto fino adesso, la vogliamo aprire o no? Di fronte a un paese che invecchia e non fa bambini,
E c'è un dato che mi ha colpito molto di un'indagine che ho letto, che se anche volessimo aumentare il numero delle nascite, oggi non abbiamo più le mamme disponibili per farlo. Cioè abbiamo una base di femmine e di maschi fertili che è inferiore a quella che ci servirebbe per invertire la curva di denatalità. La domanda che faccio io è: ma chi li paga questi sistemi di welfare se non vengono alimentati da nuovi contributi di nuovi nati, di nuovi occupati? E allora la domanda: non sarà che questa corrente migratoria è stata necessariamente programmata da chi vuole manodopera a basso costo e cittadinanza non responsabile perché deve diventare sempre più ricco? Quanto alla sostenibilità, diciamo, del sistema di welfare sulla base dei contributi degli immigrati, ci sono fior di dubbi, naturalmente. Appunto. Esatto. Perché poi si vedrà, il ragionamento è fallace, non sta in piedi. Quello l'aveva già detto a suo tempo anche Blangiardo. Intanto faccio notare una cosa che è passata così. La Campania è la regione che ha chiesto più migranti, sì, col Day, ed è la regione che percepisce il più alto numero di reddito di cittadinanza. Il Sud Italia ha perduto rispetto al Nord 2 anni di aspettativa di vita. Abbiamo sconfitto la povertà o stiamo ammazzando una generazione? Carlo, abbiamo 2 telefonate in attesa, 02 92 94 7222. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno Giulio, sono Massimiliano. Prego Massimiliano. Allora, io viaggio e frequento tanti posti pubblici, ad esempio anche i bar, anche i bocciodromi, eccetera, eccetera, eccetera. E guardate che l'impressione della gente... I bocciodromi mi piace, sei un tipo bizzarro. I bocciodromi mi piace. I bocciodromi, certo. Esistono ancora, questa è una notizia. Sì. Esistono. E allora sento i pareri delle persone, guardate che non sono mica tanto pacifisti, per quanto riguarda l'immigrazione, e ce l'hanno anche a morte un po' con la Georgia, perché mi rinfacciano che c'era il blocco navale. Il blocco navale, e la gente con tutti questi immigrati che arrivano, guardate che ce l'hanno un po' a morte con noi, con questo governo. E attenzione, perché se dovessero arrivare centinaia di migliaia di persone che verranno messe nei paesi o nelle città, guardate che può succedere qualcosa di peggio. Allora, ti ringrazio. Per quanto riguarda le aspettative, prego. Questa è un'aspettativa andata delusa. Ti saluto. No, mi viene da dire, Carlo, che un po' è colpa di chi crede alle favole, ma è anche un po' colpa di chi le racconta, perché il blocco navale era una favola che era stata raccontata dalla fonte, dall'emittente, non soltanto dal ricevente. Quindi non ce la siamo inventata noi, l'abbiamo sentita raccontare da chi andava al governo, si apprestava ad andare al governo. C'è un'altra telefonata. C'è un'altra telefonata, poi subito la parola a Carlo Cambi. Pronto? Sì, buongiorno signor Cambi. Buongiorno. Infatti, quello che questo è il mio parere. Ormai non c'era più nessuno da mettere, abbiamo provato la Lega, abbiamo provato Forza Italia, abbiamo provato la sinistra. Il sistema aveva solo questa signora, lasciamo perdere, da mettere al governo, ma si sapeva già da prima. Io infatti non sono andata a votare e non ho legittimato questa classe politica. Questo non è molto corretto, signora, se mi permette. Non sono andata a votare perché non li riconosco, cioè non mi rappresentano e non so il problema è che comunque loro riconoscono molto bene lei. Può darsi, però le cose secondo me cambieranno, perché questa persona è stata messa dal sistema, cioè il sistema ormai non aveva più nessuno da mettere. Proviamo anche questa, è l'ultima carta. Questo è il mio parere. Adesso è in condizioni pietose, questo governo dovrà approvare il MES, sarà messo a ristretto entro qualche giorno. Questo governo salta, la visita di Draghi a Mattarella
probabilmente è servita metteranno un governo magari pilotato da lui o da Mario Monti, eccetera, che ci traghetterà piano piano fuori da questa Europa, perché l'unica soluzione, l'ha detto prima lei, la soluzione di tutti i nostri problemi, grandi, piccoli, è uscire da questo schifo di Unione Europea. Quindi lui poi verranno esaltati, la gente dirà che bravi, ci hanno portato fuori dall'euro, il salvatore della patria. Questo governo è destinato a sparire e gli dico una cosa, Giorgia, Bene. la vera emergenza sono le morti improvvise che ci stanno circondando. Per fortuna non me ne sono ancora accorto, le dico la verità. Poi con la fantasia possiamo costruire tanti scenari, ma a me mi interessa di più, Carlo. Mi interessa di più rimanere ancorati alla realtà, perché sennò partiamo per la tangente e arriviamo su mondi impossibili. Intanto c'è un'altra chiamata ancora, scusami Carlo, poi ti lascio la parola subito. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, chiamo da Valdobbiadene. Prego. Viva il Prosecco, viva il Prosecco. Viva evviva. Oggi è il 12 aprile del 23, potrebbe essere il 27 gennaio del 22 o il 23 ottobre del 20, ma i discorsi sono sempre quelli. Oggi stiamo dando i numeri. È il tuo compleanno e anche il primo giorno di pensione, quindi è un giorno importantissimo. No, intendo dire che la conclusione è sempre quella, no? Noi votiamo, ma poi chi votiamo... Fai merenda con Girella. Che arrivi da destra o che arrivi da sinistra, la precedenza ce l'ha qualcun altro sempre. E qualcuno che ha la precedenza non credo faccia gli interessi degli italiani, perché da 20 anni a questa parte le cose vanno sempre peggio. Le soluzioni sappiamo, come dicevi tu Matteo le sa benissimo, però quello che si riesce a fare quando si è là è dire ma siamo riusciti ad avere 2 bricioline qua, 2 bricioline là, abbiamo impedito che fosse fatto peggio del già male che è, ma e allora che cosa, come la cambiamo questa situazione? Se non prendendo soluzioni drastiche. In Italia credo che ci siano le menti per poter pensare qualcosa di grande per questo paese. Purtroppo quando escono un attimo dal loro contesto vengono subito attaccate e quindi queste grandi persone fanno grandi cose, le fanno in silenzio, le fanno sotto traccia. Ci sono grandi economisti, ci sono grandi giuristi, ci sono grandi menti in questo Stato. Basterebbe andare a sentire cosa dicevano 8-10 anni fa e ci spiegavano perfettamente dove saremmo arrivati oggi. Allora, grazie anche a questo ascoltatore, devo per forza sintetizzare. Carlo, al di là di tutto, diciamo forse tagliando fuori i complottismi, le fughe in mondi la cosa paralleli. più bella è immaginare che Draghi e Monti vadano al governo per guidarci fuori dall'Europa. Questa è bella, questa è notevole. Questa è notevole, ma anche creativa, diciamo, come ipotesi. Molto creativa. Sì. Ecco, al di là di questo, però, la sostanza, se vogliamo, credo, cogliere una sostanza, è questa qui. Forse, diciamo, è arrivato il momento di far capire che qualcosa fai, perché altrimenti vieni risucchiato inevitabilmente nel già visto, nel già vissuto, nel trito e ritrito, o sbaglio? Perché questo poi è il rischio vero, no? Oggi c'era un bell'articolo, mi sembra, su Atlantico Quotidiano, perché il governo Meloni rischia di essere intrappolato in un limbo. È un po' vero però questo discorso, perché altrimenti hai voglia a rivendere come importante, che ne so, che dai 60.000 euro di multa agli imbrattatori, poi voglio vedere chi la paga. Ma sono stupidaggini, sono cose che lasciano il tempo che trovano. Ma sai, sì, è vero, ma la cosa che più preoccupa è che non c'è una discontinuità culturale. Infatti, questo intendo, no? Cioè tu alla fine sei schiavo di un paradigma che accetti, tutto sommato. Ecco, cioè voglio dire, si scambia per fondamentale contrastare, che so, il DDL Zan, ora accorcio, fare la polemica sull'omogenitorialità, appunto discutere degli imbrattatori,
ma non si cambia il perimetro. I rave, quella roba dei rave, Rave, è comparsa e sparita nel giro di un mese. È una roba che tu non Ma hai bisogno di fare un decreto. Chiami i commissari di polizia e gli dici: ragazzi, quando vedete quella roba lì, manganello in mano e picchiato come se non ci fosse un domani. Cioè non è che cioè, voglio dire, parliamoci chiaro, ok? Se accediamo all'idea di John Locke che l'unica ragione per cui esiste lo Stato è perché lo dobbiamo legittimare all'uso della forza, ma questa forza usiamola con gli imbrattatori, usiamola con i rave, usiamoli con gli stupratori. Cioè, ma non c'è bisogno di fare i proclami su questa roba qua. Appunto. Dico. Però se poi quando fai le nomine accerti il paradigma per cui descalzi ecco Carlo, qui apriamo questo capitolo, perché dicevo prima in rassegna stampa, prima di collegarci, che il capitolo nomine non è semplicemente la solita discussione sulle poltrone, le poltroncine, l'amico del giaguaro e compagnia bella, e l'amico degli amici. È invece una decisione che rispecchia anche la filosofia della maggioranza che la esprime, no? Del governo che sta governando, cioè è importante per capire dove si vuole andare. E allora, secondo te, sta partita delle nomine che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che poiché c'è una povertà di elaborazione da parte da classe dirigente espressa dai partiti che stanno al governo, c'è gioco forza la necessità di aggrapparsi all'establishment che non risponde a nessuno, perché alla fine poi finisce per essere un corpo separato, sperando che questo corpo separato tolleri il governo che lo mantiene lì. Questo è il dramma. Cioè, se tu mantieni al Monte dei Paschi di Siena un signore che ha ben fatto, ma sei il nuovo ministro dell'economia e non lo cambi, dai per scontato che il tuo potere di intervento sul Monte dei Paschi di Siena è nullo. E lo stesso vale per l'ENI. Lo stesso vale per l'ENI, per l'ENEL, per le poste, per tutto. Stamattina sentivo una discussione in televisione spaventosamente farisaica attorno alla squadra Meloni, se sia giusto o meno che un governo che entra cambi i vertici delle partecipate, come se le partecipate non fossero società economiche nelle quali conta il vecchio detto di Piazza Affari. Carlo, perdonami. Articolo quinto, chi ha i quattrini ha vinto. Articolo quinto, chi ha le azioni ha vinto. Il governo, come primo azionista di queste società, ha il diritto e sto per dire anche il dovere di cambiare i vertici societari. Allora Carlo, scusami perché sono le 10:29, dobbiamo salutarci. Sono in arrivo 700 altri migranti nel porto di Catania. Erano stati soccorsi a 100 miglia al largo dalle coste siciliane nei giorni scorsi. Arrivati nudi e descalzi. Però una cosa te la voglio chiedere in conclusione, perché è la stessa cosa che a me mi viene quando vedo alcuni dibattiti, non li vedo quasi più, però i dibattiti in televisione sono sempre quelli, gli ospiti, no? Fissi. Allora mi domando, ma la classe intellettuale giornalistica italiana è composta da quelle 15 persone che vanno in televisione o c'è tanta altra gente in giro? Primo. Pensi che un campione di questo milieu è Claudia Fusani? La stessa cosa io mi domando per i posti delle società pubbliche, cioè nostre, pagate da noi. Allora Scaroni sarà una bravissima persona, ha 80 anni, quell'altro è lì da una vita, quell'altro ancora si è riciclato. Allora dico, ma un imprenditore brianzolo o che ne so, un imprenditore di qualunque altra regione produttiva d'Italia, ma tu pensi veramente che se chiami Agnelli che abbia 35-40 anni lo possiamo prendere per metterlo lì tu pensi veramente che se chiami uno dei figli di Agnelli, quelli degli Alluminio, non quelli della Fiat, e gli dici vai a sistemare le fonderie a Taranto, quello ti manda, dandogli pieni poteri, non li sistema? Appunto. No, perché la domanda è: come vi spiegate che esiste e Flavio Cattaneo e Scaroni e sempre quelli, ma non ne esci più da quella roba lì, no? È tutta gente che è lì da una vita. Ma questo è il paese che ha lo stesso presidente della Repubblica teoricamente per 14 anni sì, infatti, e che ha avuto Napolitano lì per 9 anni. E poi mi fanno ridere perché fanno i dibattiti perché i giovani vanno via dal paese.
Carlo, dobbiamo salutarci. La Vabbè, trista ora è arrivata, di sono le pazienza. 10:30. Domani ci sei alle 19 con Antonino Sì. Danna per l'ufficio cambi. E c'è Allora, anche il nostro grande cavallo di Frau Bruche. è lui. Allora, Carlo, io per il momento ti ringrazio. Grazie a chi ci ha seguito. Un grande Ehm, abbraccione. Ciao, bello. buona mattinata, buona prosecuzione di Auguri a ascolto. tutti e comunque sappiate che l'Europa ci salverà. Certamente. Intanto tra poco con voi Pierluigi Pellegrini su Oltre la Pagina, Gianmaria Di Francesco, torniamo sul discorso nomine e poi alle 10:40 a seguire alle 11:05 una conversazione promette di essere interessante con Camillo Langone, scrittore, giornalista, sul suo libro La ragazza immortale, la nave di Teseo editore. E infine un'altra tranche, l'ultima della trasmissione di Pierluigi Pellegrini di stamani con Corrado Ocone, saggista e editorialista di Libero. Forse sarà stato il maiale ai 5 sapori, troppo piccante, oppure abbondanti libagioni di ottima birra locale. Fatto sta che Emmanuel Macron è tornato dal viaggio in Cina con un sacco di dichiarazioni addirittura tonitruanti e molto poco diplomatiche. Buon ascolto.